saluto Corrado Callegari, che è candidato alle regionali per il Partito dei Veneti. Il Partito dei Veneti è stato ed è un esponente del grande Nord. Allora, Callegari è partito un po' tutto da Musumeci, che è stato citato dal governatore Federica, che ha fatto un'ordinanza per chiudere gli hub, appoggiato dal sindaco di Lampedusa, sono stati ricevuti entrambi dal Presidente del Consiglio. Voi del Partito Veneto come collocate questo problema? Allora, innanzitutto personalmente ritengo che quell'azione di Federica sia molto strumentale, perché Federica, che è friulano, sa benissimo che da quando sono state abolite le frontiere con il trattato di Schengen, da quella parte là sono arrivati migliaia di migranti, non solo questi ultimi qua, ma pensate solamente, senza fare discriminazioni, ucraini, moldavi, tutta gente extracomunitaria che è arrivata qua in Italia irregolare, perché arrivavano con i furgoni, arrivavano con gli autobus, ma anche tutti gli asiatici che sono sempre arrivati qua, come arrivavano? Arrivavano con i tir dall'est e venivano sbarcati qua. Quindi questa non è una realtà che è venuta fuori oggi, è decennale, e Federica lo sa benissimo, perché anche quando eravamo a Roma assieme questo problema qua sussisteva e non c'era, diciamo, una soluzione interna, perché di fatto l'immigrazione la possiamo bloccare solo se facciamo degli accordi con i paesi. Giustamente diceva Darè, si fa un accordo con la Turchia, poi questa non le rispetta, ma è l'Europa che deve far rispettare alla Turchia l'accordo, come a suo tempo doveva essere fatto rispettare dalla Libia l'accordo che c'era stato fatto con l'Italia e anche dalla Tunisia. Quando questa gente qua arriva qua, com'è che fai a gestirla? Cioè, vabbè, la prendi, la sposti da un lato all'altro, ma non hai soluzione. Non puoi fare neanche quello che ha fatto Salvini, di sequestrare le navi, perché ci sono dei diritti internazionali. Il problema va risolto in Europa e va risolto a livello internazionale. È ovvio che queste cose qua preoccupano soprattutto adesso del Covid, perché probabilmente se ne sono accorti, perché cominciano a controllare le persone che arrivano, perché hanno paura che ci sia il Covid. Ma non è che l'altro ieri non arrivavano. Tra le altre cose io mi ricordo, per esempio, che là l'ho seguito anche personalmente, quando arrivavano addirittura degli immigrati tramite i traghetti che pervenivano dalla Grecia, perché la Grecia, per non fermare gli immigrati che arrivavano nel loro paese, li lasciava transitare nei traghetti che arrivavano qua, e al porto di Venezia ne scaricavano a decine tutti i giorni. Quindi a mio avviso bisogna fare meno azioni strumentali e qualcosa di più concreto. Anche Salvini è andato su al governo, ha detto manderò via 500.000 immigrati che sono nel nostro paese, col fischio che li mandi via se non fai degli accordi con gli altri paesi. Infatti quanti ne sono stati rimpatriati? Pochissimi, perché l'unico accordo di rimpatrio che avevamo ce l'avevamo con la Tunisia, che l'aveva fatto ancora Maroni ai tempi del governo Bossi-Berlusconi. Se tu non fai accordi bilaterali con altri paesi non mandi dietro nessuno, quindi meno azioni strumentali e qualcosa di più concreto. Callegari. È che è una tragedia, ma verrebbe anche così da sorridere. Allora io innanzitutto resto sorpreso, perché vedo questo scontro istituzionale là tra la Lamorgese e Federica, e lo vedo anche qua, e non me ne vogliono, anche tra Darè e la Puppato, ma senza trovare la soluzione del problema, che la soluzione del problema non è interno nostro, è con la Slovenia, perché se la Slovenia fa passare questa gente qua, vuol dire che loro cioè, la cosa è un pochettino più estesa, non è che noi dobbiamo star lì a preoccuparci di gestire quelli che sono già arrivati, perché quelli che sono già arrivati cosa ne fai? Cioè li butti fuori, no, bisogna fermarlo prima sto problema qua. Sì, però non l'ha fermato Salvini prima, non l'ha fermato il governo. Guardati le entrate. Allora non sta a guardare i 4 barconi che arrivano dall'Africa, perché i dati e la maggior parte dell'immigrazione che ha subito questo paese arrivavano dal Friuli e dai Balcani. Senti, Tony, e tu lo sai. Tocca a me parlare, va bene? Allora, ascoltami un attimo. Tutti i cingalesi che sono in giro per i ristoranti, tutte le badanti e i badanti che in questi anni hanno invaso il nostro paese e ci sono anche serviti sotto certi punti di vista. Sono arrivati tutti regolari con l'aereo, con il passaporto? No, non è arrivato uno irregolare, sono arrivati tutti quanti dall'est con i camion, con i furgoni, con le cose, perché se tu parli con le badanti di un tempo ti
dicevano, ci portavano qua in 10-12 col furgone e ci mollavano al distributore di benzina in autostrada. Questa è una roba che va avanti. Ora è venuto fuori probabilmente per due motivi. Primo, perché c'è il discorso del Covid che allarma giustamente il nostro paese, e secondo, perché probabilmente c'è anche in atto una strumentalizzazione politica, che è quello che a me dà fastidio, perché qua non è uno scontro politico interno, qua è un problema che va risolto, e non va risolto con gli slogan, perché, ripeto, Salvini c'era l'anno scorso e sugli sconfinamenti dall'est non ha fatto niente, non ha mandato fatto di tutto per bloccare gli sbarchi, perché si è preso anche una denuncia e andrà a processo il prossimo mese. Ma non ha bloccato dall'altra parte dove ne arrivavano di più. Cioè, allora, se a te ti fa comodo, sei in campagna elettorale mi fa piacere, però non dire bugie, se a te ti comoda fare perché ci sono i numeri del Ministero dell'Interno. Se a te ti piace andare avanti con gli slogan, vai no, avanti con gli slogan. Non ci sono io sono uno siccome ho fatto il sindaco e poi i problemi arrivano al sindaco, perché poi il ministro dell'Interno gli scarica sulle cose locali, è questo che non mi fa piacere, dalle regioni alle province e ai comuni. Se ti vuoi prevaricare, questo è il loro sistema. Ci si può confrontare. Prego, vada avanti. Vabbè, comunque adesso lasciamo a parte questo discorso sui migranti, perché c'è un'altra cosa che mi interessava molto, visto dei vostri nuovi alleati della Meloni, no? Che ha detto: noi abbiamo firmato per l'autonomia. E quando nel 2011 eravamo giù a Roma con Fini, che era il suo capo, cosa è successo con Fini, che era il suo capo? 2 mesi prima che dovessero trovare applicazioni, decreti dei costi standard, hanno fatto saltare il governo, hai capito? Quindi quella signora là, mi sorprende che ci sia gente in Veneto che sostenga Fratelli d'Italia, perché c'è una roba fuori da ogni concezione. Io quando sento uno che mi parla di Fratelli d'Italia, io resto, sarò forse un venetista, sarò partito di Veneti, sarò un secessionista, ma a me mi viene a pelle d'oca quando sento la Meloni parlare. Perché ricordiamoci poi che la Meloni è stata quella che, quando è arrivato Monti, si è schierata subito con Monti e ha votato la legge Fornero, perché io ero in aula che lei ha votato la legge Fornero, hai capito? Ma questo purtroppo la gente si dimentica. Allora, Corrado Callegari, voi, Partito dei Veneti? Diciamo che io, da indipendentista, di quello che succede nel Parlamento italiano poco mi interessa. Sono più invece interessato al fatto che a seguito di questa presunta autonomia di cui si sta discutendo, e anche collegandomi a quello che diceva la Laura Puppato sulla necessità di investire, che ci si batta come veneti per farci ritornare proprietari del residuo fiscale che ogni anno produce il Veneto, che sono 15 miliardi di euro, perché io non accetto che venga nel nostro territorio un Presidente del Consiglio Conte che è di Foggia, che venga un Ministro delle Riforme Boccia che è di Andria, provincia di Bari, e vengano a dettarci a noi veneti le regole. Pensassero alle cose loro. Noi abbiamo un residuo fiscale di 15 miliardi in attivo, loro ce l'hanno come Puglia in passivo di 6 miliardi e 4. Questo i veneti dovrebbero essere coscienti, perché anche la richiesta che abbiamo fatto con il referendum dell'autonomia, no? È sì importante per poter gestire le risorse, ma di fatto si resta ancora dentro la parte che esclude il residuo fiscale, perché ti dovrebbero trasmettere le deleghe con le relative competenze, ma non si parlano dei soldi che il Veneto ogni anno regala a Roma e alle altre regioni, che sono i 15 miliardi, che dopo dov'è che vanno a finire? Vanno a finire, per esempio, le autostrade. Perché Conte non ci spiega, anche Boccia, come mai da Bari a Lecce non si pagano? Perché Di Maio non ci spiega perché da Reggio Calabria a Salerno non si paga l'autostrada? Perché i ministri siciliani non ci spiegano perché all'interno delle loro regioni non si paga l'autostrada? Chi è che paga la manutenzione dell'autostrada? I veneti con i 15 miliardi. Quindi noi punteremo come Partito di Veneto a interessarci più di questo che non del Parlamento romano. Se poi mi chiedete un'opinione personale mia, perché sono stato parlamentare, quindi ho una sensibilità su questo, indubbiamente la riduzione della rappresentanza non fa bene alla democrazia. Si possono lavorare e ridurre i costi, perché voglio ricordare che i 5 Stelle giù a Roma hanno ridotto giustamente i vitalizi
vogliono ridurre in avanti parlamentari, però non ho sentito nessuno de ori che ha detto riduciamoci da oggi lo stipendio di parlamentare. Ricordo che l'ultima riduzione dello stipendio dei parlamentari è stata fatta nel governo Bossi-Berlusconi, dove sono stati diminuiti al mese di 1.000 euro, cioè c'ero me dentro e quindi so quello che è stato fatto. È stata l'ultima riduzione concreta che è stata fatta dello stipendio parlamentare e si potrebbe fare senza andare a ridurre la rappresentanza parlamentare.